Piacerebbe 23enne scopre un ladro nell'edicolo, il malvivente straniero lo aggredisce, lo minaccia con un coltello, poi la fuga e caccia l'uomo. Il racconto della vittima e del padre: era tornato con un masso per colpire mio figlio. Volontario accoltellato alla Caritas di Treviso, il migrante denunciato è lo stesso autore degli atti vandalici su una ventina di auto nel quartiere di Monigo. Avviata la procedura per l'espulsione, ma per il momento è a piede libero. Bimbo di 7 anni scivola mentre sale nell'auto della mamma, la donna non si accorge, mette in moto l'auto e lo investe. Il dramma a Thiene. Colpito con 5 fendenti per aver difeso una ragazza schiaffeggiata dal compagno in strada, 36enne trevigiano ferito e vivo per miracolo, racconta un amico. Nega ogni addebito e si dice pronto a spiegare tutto a Padova. L'interrogatorio del 37enne di insegnante di religione trevigiano accusato di abusi su minorenni. Recuperati 2 corpi dei 4 italiani ancora intrappolati nelle grotte delle Maldive. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Intanto la salma del padovano Gianluca Benedetti in Italia in queste ore. Il Teatro Stabile del Veneto chiude la stagione 2025-2026 con numeri record, oltre 200.000 presenze, 6.350 abbonamenti. La Fondazione punta ora su inclusione giovani con il sostegno della Regione Veneto. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio di oggi dopo i fatti avvenuti a Modena, dove un italiano di seconda generazione ha travolto alcuni pedoni. Noi vi chiediamo revocare la cittadinanza a stranieri che delinquono. Se siete d'accordo vedete il sì 0422 16 26 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 16 26 690. L'esito di questo sondaggio come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora dunque la cronaca. Tentato furto finisce in una violenta aggressione nella edicola Hollywood di Conselve. Il figlio del proprietario, nel tentare di fermare il ladro, viene aggredito e finisce in ospedale. I carabinieri sono ancora sulle tracce del malvivente. Ho visto nero, cioè non ho avuto, ho pensato solo a difendermi e a difendere chi avevo attorno, insomma, a cercare di fare meno danni possibile. Il problema è stato quando ha urlato che aveva il coltello. Ho rischiato parecchio, però diciamo che mi è andata bene perché sono stato in grado, insomma, anche di difendermi nel mio. E se quel coltello fosse riuscito a colpirlo, sarebbe finita in tragedia il tentato furto avvenuto all'alba all'edicola Hollywood di Piazza Suore di Maria Bambina di Conselve. Tutto è iniziato alle 6 di mattina, quando il 23enne Antonio Tasso, figlio del proprietario 69enne Fiorenzo, si è precipitato sul posto dopo la segnalazione di un malvivente all'interno dell'esercizio. Ad entrare per primo proprio Antonio, che oltre ad aver trovato l'edicola sottosopra, inaspettatamente si è trovato faccia a faccia con il ladro. Mio figlio è entrato per primo di corsa, io ho sentito che c'era una colluttazione, sono entrato subito dopo e li ho visti mio figlio come è entrato, l'altro l'ha aggredito col coltello in mano, perché non se l'aspettava, forse, non lo so. Finché dopo diceva lui, urlava ti uccido, ho un coltello, infatti io avevo visto che aveva il coltello in mano e ho preso paura, ho detto meglio lasciarlo andare. L'aggressore, dopo essere riuscito a divincolarsi e scappare, è però ritornato in edicola con in mano un masso pronto a colpire ancora. Dopo un minuto è tornato di nuovo con un masso, è corso contro mio figlio per spaccarglielo addosso e l'ha aggredito. Fortunatamente Antonio se l'è cavata con qualche contusione e un gran spavento. La mattina stessa è stato infatti dimesso dall'ospedale di Schiavonia. Le tracce di sangue rinvenute sul posto si presume siano infatti del malvivente, un volto conosciuto al signor Fiorenzo che gestisce l'edicola da 15 anni. Posso dire sì che è magrebino, marocchino l'aggressore. È riuscito a vederlo in faccia? Sì, l'ho visto in faccia, sicuramente quando io ho cercato di staccarlo lui si è girato e l'ho anche riconosciuto. La caccia all'aggressore è ancora aperta. Chi ha assistito a quei momenti concitati spiega che il malvivente è riuscito a scappare rifugiandosi nel vicino Hotel Oasi, struttura dismessa dal 2017. Quando però le forze speciali dei carabinieri sono arrivate sul posto era già scappato con il bottino di poche centinaia di euro. Ed ancora violenza in centro storico a Venezia, stavolta tra bande di tunisini. L'aggressione è avvenuta alle Zattere, a terra sono rimasti 2 feriti.
Sangue, aggressioni, 2 feriti a colpi di macete e una città che ha paura. Ennesimo episodio di violenza nel centro storico di Venezia. Stavolta avvenuto alle Zattere, una zona che vede una forte presenza di turisti durante il giorno, ma anche molti residenti di tutte le età. Tra chi vive e lavora qui, poca voglia di parlare, c'è chi conosce di vista queste famiglie. 2 cittadini tunisini, infatti, sono rimasti feriti, uno in maniera lieve e uno più grave, con ferite, tagli e 15 giorni di prognosi, durante uno scontro tra 2 bande di nordafricani che hanno usato armi bianche, spray e peperoncino. E non sarebbe il primo caso che coinvolge i tunisini, appartenenti a 2 distinte famiglie, come rileva la polizia, che sta indagando sull'episodio, una sorta di faida che rischia di innescare una violenza sempre più forte. Preoccupazione se n'è certamente, perché questi ultimi episodi sono veramente gravi noi abbiamo il polso della situazione, perché Venezia è una città che vive intorno alle comunità di vicinato, per cui tra di noi ci parliamo e sappiamo cosa succede, se ci sono movimenti strani, quindi siamo preoccupati. I 2 feriti si sono presentati al commissariato denunciando di essere stati aggrediti dai rivali a colpi di arma da taglio, senza però fornire particolari sulle cause dello scontro. I 2 erano appena usciti dall'ospedale dove erano stati medicati e secondo la questura la tensione tra le 2 famiglie è da inquadrare nel controllo in città di traffici illeciti, una situazione che i residenti chiedono di affrontare con la repressione, con iniziative sociali e sfruttando la forza della comunità che vuole reagire. Farci coraggio e nutrire il senso di appartenenza. In questo senso fondamentale, importante, sarebbe la figura del vigile di quartiere. Noi sappiamo dove nascondono la droga, sappiamo dove si incontrano, lo sappiamo, avremmo bisogno di dirlo a qualcuno, di qualcuno che ci ascolti. Capiamo che la polizia è oberata da tanto lavoro, ecco che la figura di un vigile di quartiere, come uno di noi, uno della comunità, potrebbe fare la differenza. Volontario accoltellato alla Caritas di Treviso, il migrante denunciato, è lo stesso autore degli atti vandalici su una ventina di auto nel quartiere di Monigo. 3 settimane fa avviata la procedura d'espulsione, ma per il momento è a piede libero. È stato individuato dalla polizia l'autore del raid vandalico di Monigo lo scorso 28 aprile, una ventina di auto con le gomme squarciate ed un'altra completamente divorata dalle fiamme. Il presunto responsabile è il 29enne del Camerun, già denunciato a piede libero per l'accoltellamento di un volontario alla Caritas Tarvisina. Il colpo di scena nelle ultime ore, mentre in città continua il dibattito sull'accoglienza e su come tenere aperta la mensa della Caritas garantendo la sicurezza di operatori e ospiti. L'uomo è stato fermato a Fiera durante un'operazione di controllo del territorio e gli è stata notificata la denuncia per l'accoltellamento di lunedì scorso durante il servizio mensa alla Casa della Carità. Gravi indizi lo indicano dunque come il piromane di Monigo. Altri sospetti lo vedrebbero implicato pure negli incendi di alcune suppellettili dei migranti al Parc dal Negro a fine febbraio. L'uomo aveva in passato usufruito dei servizi della Caritas, ma era stato allontanato proprio per i suoi comportamenti. L'11 maggio si era ripresentato nella struttura di via Veniere ed aveva ferito al volto con un coltello un 35enne moldavo volontario alla mensa, poi era scappato. Ora nei suoi confronti il questore di Treviso Alessandra Simone ha avviato il procedimento per il rifiuto del permesso di soggiorno, dato il suo coinvolgimento anche in altri episodi su cui è in corso attività di indagine. Al termine della procedura saranno immediatamente attivate anche le operazioni per il suo allontanamento dal territorio nazionale. L'episodio di Monigo aveva creato non poca apprensione tra i residenti. È la prima volta che succede ed è preoccupante perché per gli abitanti della zona, insomma. E quando sono arrivati i vigili del fuoco, loro intanto hanno spento il fuoco, hanno sventrato proprio perché c'erano le bombole lì dentro. C'era sto rischio e da lì poi siamo risaliti al fatto che hanno tagliato una gomma a tutte le macchine qui dentro del vialetto fino in fondo là. Poi ci siamo accorti che hanno tagliato le gomme, una gomma alle macchine parcheggiate davanti. Il sindaco Conte sui social ha espresso soddisfazione per l'identificazione dell'uomo. Ora l'auspicio, scrive il Primo Cittadino, è che venga fatta giustizia. I nostri cittadini meritano di vivere serenamente senza dover fare i conti con persone che scelgono di delinquere e danneggiare beni pubblici e privati.
È finito accidentalmente sotto le ruote dell'auto della mamma. Il bimbo di 7 anni di Thiene, uscito da scuola verso le 14, mentre saliva nell'auto sarebbe inciampato. Il ragazzino è attualmente ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione. Un banale incidente poteva trasformarsi in tragedia nel primo pomeriggio a Thiene. Protagonista un bimbo di circa 7 anni, attualmente ricoverato in gravissime condizioni al pronto soccorso pediatrico di Vicenza, giunto a San Bortolo con politraumatismi in codice rosso. È stato vittima di un incidente con l'auto della mamma. Verso le 14 in via San Gaetano stava salendo sulla vettura quando, inciampando, è scivolato a terra. La gamba, rimasta incastrata nella portiera, lo ha trascinato violentemente al suolo, provocandogli un grave trauma cranico. La prognosi resta riservata. Ha rischiato la vita il 36enne mottense che a Bibbione è stato accoltellato da un 25enne dopo essere intervenuto a difesa di una ragazza schiaffeggiata in pubblico. Purtroppo è molto provato dall'accaduto, oltre che fisicamente dai fendenti, anche psicologicamente. Lui anche in questa circostanza si è dimostrato un ragazzo di grande cuore, un vero e proprio eroe. Non ha dubbi sulla natura di quel gesto Eric Anzanello, amico del 36enne di Motta di Livenza, che a Bibbione non ha esitato nemmeno un secondo a prendere le difese di una ragazza in difficoltà, schiaffeggiata in strada dal compagno, un 25enne residente nel Vicentino. Siamo in via Puccini, il 36enne mottense sta cenando con alcuni amici, tutti reduci da un motoraduno nella vicina Lignano. Nessuno si volta dall'altra parte, il gruppo raggiunge la coppia, ma il 25enne, anziché calmarsi, diventa una furia e colpisce in particolare il trevigiano. 5 fendenti non indifferenti, so che è stato colpito anche alla testa, su una mano, quindi una colluttazione rapida ma feroce, chiamiamola così. L'aggressore scappa per presentarsi dai carabinieri il giorno dopo, mentre il 36enne resta ferito, insanguinato in strada. A fare la differenza potrebbe essere stata la giubba da moto. Gli ha permesso di salvarsi la vita, anche perché un fendente mi sembra che lo ha raggiunto poco sotto il cuore, quindi l'epilogo poteva essere tragico. La mobilitazione ha riguardato anche il personale del locale dove i motociclisti stavano cenando, la pizzeria Bergamo. Anche qui nessuno si è tirato indietro, compreso il figlio della titolare. Sono arrivati sti ragazzi, avevano il sangue, li abbiamo recuperati, abbiamo cercato di tamponare, pensavo che fosse solo un piccolo taglio, che in effettiva non era piccolo, e l'ho portato in pronto soccorso. Solo in ospedale ci si rende conto pienamente che quelle 5 ferite, fortunatamente non letali, sono state provocate da un'arma da taglio. È stato un miracolato, perché se non aveva qualcuno in più tra le parti credo che ci sia stato molto di più di quello che era. Quando vedi una ragazza che dice smettila o che chiama aiuto, cosa fai? Guardi? A questo punto Anzanello, consigliere comunale a Mansuè, chiede per l'amico un riconoscimento pubblico. Un premio che sarebbe meritatissimo per il suo coraggio, perché ha messo a repentaglio la sua vita per salvare la vita di questa ragazza, o perlomeno il pericolo di vita. In tribunale a Padova questa mattina l'interrogatorio davanti al giudice di Francesco Saviane, l'ex professore di religione accusato di abusi su 7 minorenni. Lui è molto fiducioso di poter spiegare, è molto affranto per quello che si dice di lui e che si denuncia contro di lui. Si è dichiarato estraneo ai fatti, ha negato la sussistenza dei fatti. Ha risposto a tutte le domande del giudice, si è detto innocente, pronto a chiarire ogni fatto che gli viene contestato. Francesco Saviane, 37enne, trevigiano, ex professore di religione dell'Istituto Barbarigo di Padova, accusato di abusi sessuali nei confronti di 7 minorenni, davanti al giudice ha scelto di parlare. Ha parlato, ha raccontato qual è la sua versione dei fatti. E abbiamo cercato di spiegare ogni circostanza e adesso vediamo, il giudice ne deve prendere atto. Lui ha cominciato a cercare di spiegare che cosa gli sia stato contestato, cerca di spiegare come sono andati realmente i fatti e adesso è un primo contatto con l'autorità giudiziaria e adesso vedremo
come si svilupperanno le indagini e la difesa. Sono da poco passate le 11 quando l'auto di Saviane esce dalla parrocchia di San Lorenzo ad Albignasego. Si è recato da solo in tribunale per l'interrogatorio di garanzia durato poco più di mezz'ora. Mi è caduto il mondo addosso, ha detto al suo avvocato Ernesto De Toni, che lo descrive in difficoltà e provato al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare. Lui rimane agli arresti domiciliari perché noi non abbiamo chiesto alcuna sostituzione né revoca della misura. Sulle modalità di attuazione della misura adesso vediamo. Al momento l'ex professore di religione resta ai domiciliari nella canonica della parrocchia di San Lorenzo ad Albignasego, una decisione che ha suscitato molte polemiche tra i cittadini. La stessa diocesi ha preso le distanze da questa scelta, ma presto il 37enne potrebbe essere trasferito in un altro domicilio. Abbiamo soltanto fatto presente che abbiamo la disponibilità di altri luoghi. Dopo giorni di silenzio arriva una presa di posizione ufficiale da parte della scuola di Marostica sulla vicenda dei bambini portati fra i migranti a Trieste. Denunce in arrivo, pretese di sicurezza, percorsi formativi e una politica in trincea. C'è di tutto nella vicenda dei ragazzini della scuola di Marostica portati tra i richiedenti asilo in Piazza Libertà a Trieste. E finalmente anche la scuola prende posizione con una circolare ufficiale. Partiamo dal principio, ovvero dal percorso di educazione civica che ha portato all'organizzazione dell'uscita. Il dirigente scolastico marosticense Gianluca Garlini fa sapere che il viaggio di istruzione si è svolto nel rispetto delle procedure interne, fra organi collegiali e consenso preventivo dei genitori. Garlini, nella sua valutazione conclusiva, dice che l'esperienza ha permesso agli alunni di constatare in prima persona il tema dei diritti umani, intesi come necessità concrete, e parla di un'alta valenza formativa. Attenzione, perché da qui in avanti il terreno si fa più accidentato. Nella circolare, infatti, si fa un chiaro riferimento al video girato all'insaputa dei docenti e diffuso sui social senza alcuna autorizzazione da parte della scuola o delle famiglie. Il dirigente lo definisce un fatto grave che lede i diritti dei minori e si riserva di agire in ogni sede. Tradotto, la scuola denuncerà chi, all'interno dell'associazione Linea d'Ombra, ha pubblicato sui social i video dei ragazzini. E ora la faccenda si ingarbuglia davvero, perché sono in molti a chiedersi quali fossero i rapporti fra la scuola e le associazioni coinvolte, a vario titolo, nel percorso che ha portato alla trasferta in Piazza Libertà. Proprio qui, in Piazza Libertà, si pone infine il punto interrogativo più grande di tutta questa vicenda, al netto del battibecco politico e delle prese di posizione. Già, perché la scuola sostiene che l'iniziativa si è svolta in condizioni di piena e totale sicurezza. Ma a Trieste non risultano comunicazioni ufficiali alla questura o alla prefettura e chi bazzica la cronaca cittadina sa che quella zona è presidiata costantemente dalle forze dell'ordine. Lo stesso sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, e il prefetto Giuseppe Petronzi hanno espresso dubbi sul fatto che in quel luogo si possa parlare realmente di sicurezza. Ne esce un quadro ancora molto complesso, dove le buone intenzioni vanno a braccetto con errori macroscopici come quello dei video dei minori e dove le puntualizzazioni della scuola, al netto della difesa d'ufficio e degli attacchi altrettanto d'ufficio, dovranno giocoforza rispondere alle domande degli ispettori del Ministero. Allora i cancelli della scuola, chiusi di fronte alle nostre domande, dovranno aprirsi. Recuperati 2 corpi dei 4 italiani ancora intrappolati nelle grotte subacquee delle Maldive. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Sono i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, i primi recuperati dei 4 italiani ancora intrappolati nelle profondità marine delle grotte dell'atollo Vavu alle Maldive. Si trovavano tutti nella parte più remota della seconda grotta. La complessa operazione di recupero è iniziata alle 11 ora locale e dopo circa 2 ore il team di Speleosub della Dan Europe è riemerso con i primi 2 corpi che poi sono stati trasferiti a Malé. Domani mattina invece verranno recuperati gli altri 2 corpi.
Per riportare in superficie le vittime di questa tragedia è stata necessaria un'operazione a staffetta che ha visto impegnati il team di sub finlandesi, che si è immersa ad oltre 60 metri di profondità entrando nelle grotte. Dai 30 ai 7 metri è intervenuta la Guardia Costiera maldiviana. In queste ore è arrivata a Malpensa la salma di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo padovano, quinta vittima, il primo a essere ritrovato nella prima grotta il giorno dopo la tragedia. In Italia verranno effettuate le autopsie sui corpi. La Procura di Roma, che aveva aperto un fascicolo, indaga per omicidio colposo. Verranno disposti gli accertamenti autoptici per tutte e 5 le vittime. Saranno ascoltati gli altri connazionali che erano a bordo della safari boat Duke of York. Domani è previsto il recupero degli ultimi 2 corpi, quello di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Montefalcone, e della ricercatrice Muriel Odenino. Il Teatro Stabile del Veneto chiude la stagione 2025-2026 con numeri record, oltre 200.000 presenze e 6.350 abbonamenti. Quando si parla di cultura si parla anche di integrazione, la cultura aiuta l'integrazione, è innegabile. Altra cosa è chi rifiuta di integrarsi, credo questo sia un altro aspetto su cui bisognerebbe fare anche attenzione, forse su questo dobbiamo interrogarci. D'altra parte le istituzioni hanno il compito di utilizzare tutti gli strumenti possibili per garantire appunto una migliore integrazione possibile. Il pensiero va ai fatti di Modena, quello del presidente Stefani durante la conferenza di presentazione del rapporto di fine stagione del Teatro Stabile Veneto, momento in cui, nonostante i dati più che positivi, la priorità per poter competere nella contemporaneità è l'internazionalizzazione, che va di pari passo con l'accesso alla cultura e all'integrazione. E noi vogliamo incrementare anche le risorse in questo senso, però dobbiamo puntare su alcune linee guida fondamentali: l'attenzione ai giovani, l'attenzione all'inclusione, l'attenzione alla formazione, anche sviluppando nuove tecnologie, e l'internazionalizzazione. Vogliamo che la cultura del nostro territorio possa essere anche oggetto di internazionalizzazione. Così tu porti gli attori, tu porti le tue idee, tu porti il mondo da cui provieni in giro per il mondo. Noi siamo gli emigranti del bello. Un teatro che chiude la stagione 25-26 con numeri record, oltre 200.000 presenze, 6.350 abbonamenti, più 56% in 3 anni, 300 scritturati tra artisti e tecnici, e che sempre più vuole aprirsi ai giovani, e per farlo, secondo il presidente, serve una rottura. Bisogna cambiare il linguaggio. Non è immaginabile che noi non abbiamo mai fatto, noi dico il mondo del teatro complessivamente, non ha mai fatto una riflessione su questo. Sto esortando chi fa la produzione del nostro teatro a frequentare tutti. Primo, devi essere curioso, secondo, devi essere libero di mente, terzo, devi avere la voglia di dire delle cose a chi viene dentro una sala di teatro. Questa era l'ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.